Parliamo delle prove di fronte alla situazione della pandemia e anche dell'educazione. Scrive il Papa: i momenti difficili e duri della vita familiare possono essere molto educativi. Chissà cosa ci raccontano Valeria e Martino, che ringrazio per questa testimonianza che ci daranno. Siamo Martino e Valeria, siamo sposati da 13 anni e questi sono i nostri 3 figli, Giovanna, Antonio e Maria Rita. Sia io che mia moglie facciamo gli insegnanti alle scuole superiori. Il 2020 per la nostra famiglia è stato l'anno della nascita di Maria Rita. Il primo lungo lockdown ha coinciso con i suoi primi mesi di vita e si sono mescolate fatica, gratitudine, dolori e gioie, notti insonni e didattica a distanza, riunioni e incontri su Zoom, spese online e dialoghi con i nostri vicini di condominio. A novembre siamo stati tutti contagiati dal Covid. Per noi la malattia è stata, grazie a Dio, leggera, ma l'isolamento lungo più di un mese, con il tampone negativo che non ci arrivava mai. Le cose non andavano come volevamo. Lentamente, dopo un primo smarrimento, abbiamo scoperto che niente fa venire meno la presenza di Cristo, che ci riafferra anche a casa e si rendeva visibile nelle cose quotidiane. Fare scuola da casa ci ha fatto accorgere che ciò su cui si basa il nostro lavoro è intercettare gli studenti, coinvolgerli nel processo di apprendimento e nel lavoro, e questo bisognava fare anche attraverso il PC. Dire io insegnante ci sono con voi dentro questa pandemia, possiamo ancora imparare.